มีวันนี้จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างถ้าดูไปดู
ဒီနေ့ရမ်းပူနေတယ်ရမ်းပူမှာ
။
May I announce the arrival of His Holiness Pope Francis and Her Excellency Daw MICC. Pope Yohan Francis Ma, Megun Pyojare, Canado, Tayaula Jare, Soya Yashiji Ma, Lumu Atai Womyane, Tantaman Poemya, like Leswa Juzubare. First of all, I have the pleasure to welcome all of you to the ceremony for delivering speech by His Holiness Pope Francis to the senior government officials, members of the civil societies, and the diplomatic corps. Kana Sizeya, Nanganoi Ataimingan Boguga, Jozo no concert Mazaga, Biojama Piabare, Dupiabaye, Nanganoi Ataimingan Bogua, Megun Bioja Bibayan, Lisa Swa Banja Abareshing. I now have the honor to invite Her Excellency Daw MICC to deliver a speech. Holy Father Pope Francis, distinguished guests, it is a great joy and a great honor for me to welcome you to this gathering that reaffirms our faith in the power and possibility of peace and loving kindness. Let me begin by thanking His Holiness for being with us today. Grazie per essere arrivato qui da noi. Your Holiness, you bring us strength and hope in your understanding of our need, our longing for peace, national reconciliation, and social harmony. Our national anthem, adopted at the time of our independence, begins with the words, "Never swerving from just freedom," reflecting the strongly held conviction of the founding fathers of our nation that true freedom cannot survive without justice. These words resonate with us today, just as they did with those who fought for independence, that our people might be able to realize their full potential. It is incumbent on us to continue the task of building a nation founded on laws and institutions that will guarantee each and every one in our land justice, freedom, and security. Your Holiness, the challenges that Myanmar faces are many, and each challenge calls for strength, patience, and courage. Our nation is a rich tapestry of different peoples, languages, and religions, woven on a backdrop of vast natural potential. It is the aim of our government to bring out the beauty of our diversity and to make it our strength by protecting rights, fostering tolerance, ensuring security for all. Our most cherished endeavor
is to carry forward the peace process based on the nationwide ceasefire agreement that was initiated by the previous government. The road of peace is not always smooth, but it is the only way that will lead our people to their dream of a just and prosperous land that will be their refuge, their pride, their joy. The quest for peace has to be reinforced by the attainment of sustainable development that the future of coming generations might be assured. Of the many challenges that our government has been facing, the situation in the Rakhine has most strongly captured the attention of the world. As we address long-standing issues, social, economic, and political, that have eroded trust and understanding, harmony and cooperation between different communities in Rakhine, the support of our people and of good friends who only wish to see us succeed in our endeavors has been invaluable. Your Holiness, the gifts of compassion and encouragement that you bring to us will be treasured, and we take to heart your words and the message for the celebration of the 50th World Day of Peace on 1st of January 2017. I quote from your speech, Your Holiness. Jesus himself offers a manual for this strategy of peacemaking in the Sermon on the Mount. The 8 Beatitudes provide a portrait of the person we could describe as blessed, good, and authentic. Blessed are the meek, Jesus tells us, the merciful and the peacemakers, those who are pure in heart and those who hunger and thirst for justice. This is also a program and a challenge for political and religious leaders, the heads of international institutions and business and media executives, to apply the Beatitudes in the exercise of their respective responsibilities. It is a challenge to build up society, communities, and businesses by acting as peacemakers. It is to show mercy by refusing to discard people, harm the environment, or seek to win at any cost. End of the quote. Your Holiness, we are proud and happy that you have come to our country a mere 6 months after the establishment of diplomatic relations between the Holy See and Myanmar. This is not only the opening of a new era of close relations, it also constitutes a revival of old ties that I and others of my generation remember with affection and appreciation. I began my education at the St. Francis Convent in Rangoon, which makes me fancy that I'm entitled to special blessings from Your Holiness. But all the blessings you confer will be shared by all of us, that we may be able to spread goodwill and joy throughout our land. Your Holiness, each age in the life of a nation brings its own responsibilities, just it has to bear as the legacies of the past. We today, who have been given the opportunity to effect changes that could open new vistas of progress for our nation, will strive to discharge our duties with probity and humility. We wish to leave to the future a land that has been nurtured with care and respect, a healthy land, a beautiful land. We wish to leave to the future a people united and at peace, secure in their capacity to grow and prosper in a changing world. A compassionate and generous people, always ready to hold out a helping hand to those in need. A people strong in skills and whole in spirit. Your Holiness, the children of your church in this country are also the children of Myanmar, loved and cherished. We thank them, as we thank you, for praying for our nation and all the peoples of the world. The road ahead is long, but we'll walk it with confidence, trusting in the power of peace, love, and joy. Continuiamo a camminare insieme con fiducia. I thank you all.
ယခုလိုမေကွန်းပြောကြားပေးပါသောနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင် Thank you, Excellency. ဆက်လက်ပြီးမေကွန်းပြောကြားပေးပါရန်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis အားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရရှင် It is with great honor to invite His Holiness Pope Francis to deliver a message of peace. Signora Consigliere di Stato, onorevoli membri del Governo e alte autorità, signor Cardinale, venerabili fratelli nell'Episcopato, distinti membri del corpo diplomatico, signore e signori, esprimo viva riconoscenza per il gentile invito a visitare il Myanmar. Ringrazio la signora Consigliere per le sue cordiali parole. Sono molto grato a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questa visita. Sono venuto soprattutto a pregare con la piccola ma fervente comunità cattolica della nazione, per confermarla nella fede e incoraggiarla nella fatica di contribuire al bene del Paese. Sono molto lieto che la mia visita si realizzi dopo l'istituzione delle formali relazioni diplomatiche tra Myanmar e la Santa Sede. Vorrei vedere questa decisione come segno dell'impegno della Nazione a perseguire il dialogo e la cooperazione costruttiva all'interno della più grande comunità internazionale, come anche a rinnovare il tessuto della società civile. Vorrei anche che la mia visita potesse abbracciare l'intera popolazione del Myanmar e offrire una parola di incoraggiamento a tutti coloro che stanno lavorando per costruire un ordine sociale giusto, riconciliato e inclusivo. Il Myanmar è stato benedetto con il dono di una straordinaria bellezza e di numerose risorse naturali, ma il suo tesoro più grande è certamente il suo popolo, che ha molto sofferto e tuttora soffre a causa di conflitti interni e di ostilità che sono durate troppo a lungo e hanno creato profonde divisioni. Poiché la nazione è ora impegnata per ripristinare la pace, la guarigione di queste ferite si impone come una priorità politica e spirituale fondamentale. Posso solo esprimere apprezzamento per gli sforzi del Governo nell'affrontare questa sfida, in particolare attraverso la conferenza di pace di Panlong, che riunisce i rappresentanti di vari gruppi nel tentativo di porre fine alla violenza, di costruire fiducia e garantire il rispetto dei diritti di tutti quelli che considerano questa terra la loro casa. In effetti, l'arduo processo di costruzione della pace e della riconciliazione nazionale può avanzare solo attraverso l'impegno per la giustizia
e il rispetto dei diritti umani. La sapienza dei saggi ha definito la giustizia come la volontà di riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto, mentre gli antichi profeti l'hanno considerata come il fondamento della pace vera e duratura. Queste intuizioni, confermate dalla tragica esperienza di 2 guerre mondiali, hanno portato alla creazione delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo come base per gli sforzi della comunità internazionale di promuovere in tutto il mondo la giustizia, la pace e lo sviluppo umano e per risolvere i conflitti mediante il dialogo e non con l'uso della forza. In questo senso, la presenza del corpo diplomatico in mezzo a noi testimonia non solo il posto che il Myanmar occupa tra le nazioni, ma anche l'impegno del Paese a mantenere e osservare questi principi fondamentali. Il futuro del Myanmar deve essere la pace, una pace fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni membro della società, sul rispetto di ogni gruppo etnico e della sua identità, sul rispetto dello Stato di diritto e di un ordine democratico che consenta a ciascun individuo e ad ogni gruppo, nessuno escluso, di offrire il suo legittimo contributo al bene comune. Nel grande lavoro della riconciliazione e dell'integrazione nazionale, le comunità religiose del Myanmar hanno un ruolo privilegiato da svolgere. Le differenze religiose non devono essere fonte di divisione e di diffidenza, ma piuttosto una forza per l'unità, per il perdono, per la tolleranza e la saggia costruzione del Paese. Le religioni possono svolgere un ruolo significativo nella guarigione delle ferite emotive, spirituali e psicologiche di quanto hanno sofferto negli anni di conflitto. Attingendo ai valori profondamente radicati, esse possono aiutare ad estirpare le cause del conflitto, costruire ponti di dialogo, ricercare la giustizia ed essere voce profetica per quanti soffrono. È un grande segno di speranza che i leader delle varie tradizioni religiose di questo Paese si stiano impegnando a lavorare insieme con spirito di armonia e rispetto reciproco per la pace, per soccorrere i poveri e per educare agli autentici valori religiosi e umani. Nel cercare di costruire una cultura dell'incontro e della solidarietà, essi contribuiscono al bene comune e pongono gli indispensabili basi morali per un futuro di speranza e prosperità per le generazioni a venire. Quel futuro è ancora oggi nelle mani dei giovani della nazione. I giovani sono un dono da amare e incoraggiare, un investimento che produrrà una ricca rendita solo a fronte di reali opportunità di lavoro e di una buona istruzione. Questo è un requisito urgente di giustizia tra le generazioni. Il futuro del Myanmar, in un mondo di rapida evoluzione e interconnessione, dipenderà dalla formazione dei suoi giovani, non solo nei settori tecnici, ma soprattutto nei valori etici di onestà, integrità e solidarietà umana che possono garantire il consolidamento
della democrazia e della crescita dell'unità e della pace a tutti i livelli della società. La giustizia intergenerazionale richiede altresì che le generazioni future possano ereditare un ambiente naturale incontaminato dall'avidità e dalla razzia umana. È indispensabile che i nostri giovani non siano derubati dalla speranza e della possibilità di impiegare il loro idealismo e i loro talenti nella progettazione del futuro del loro Paese, anzi dell'intera famiglia umana. Signora Consigliere di Stato, cari amici, in questi giorni desidero incoraggiare i miei fratelli e sorelle cattolici a perseverare nella loro fede e a continuare a esprimere il proprio messaggio di riconciliazione e fraternità attraverso opere caritative e umanitarie di cui tutta la società possa beneficiare. È mia speranza che nella cooperazione rispettosa con i seguaci di altre religioni e con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, essi contribuiscano ad aprire una nuova era di concordia e di progresso per i popoli di questa amata nazione. Lunga vita al Myanmar. Vi ringrazio per la vostra attenzione e con i migliori auguri per il vostro servizio, per il bene comune, invoco su tutti voi le benedizioni divine di saggezza, forza e pace. Grazie. Shakulo, may go byoja bebado, Poyahan Minji Francis A. Jesu atu din shibarishing. Thank you, Your Holiness. Digani Jimpa Bulote, Poyahan Minji Francis Ma, may go byoja de Kana, Aumyezwa Bimyao Jao, Jinya Abarishing. I now have the honor to announce that the ceremony has successfully concluded. Thank you all for your kind attendance.